poi commenterò, ed è Paper Mario. Il gioco è nel 64, il primo Paper Mario. Allora, è in inglese, il gioco è in inglese, perciò diciamo che quello che riuscirò lo dirò in italiano. Possiamo incominciare. File 1. Diciamo che oggi non sto molto bene, c'è sto qualche raffreddore. L'inverno succede sempre, cioè non succede sempre negli ultimi 2 anni, cazzo. Ok, come sempre c'è la casa di Mario, un postino anche in Super Paper Mario. Vabbè, come mail call sarebbe arrivata la posta. Esce Luigi. Ehi Mario, è arrivata una lettera della principessa Peach. La leggi tu, ok? No, la leggo io per te, ok? Allora, io avrò un si terrà un party nel mio castello oggi. Mario e Luigi sarà onorata. Boh, non so, questo qui non lo so. Neanche questo. Ma ci saranno tanti dolci per l'intrattenimento e anche l'intrattenimento. E non so poi altro. Non sono una roccia in inglese, però non so tutte le parole. Wow. Bella la fontana che non si muove. Bellissima, veramente. Soliti geni. Questo è un castello magnifico. Non ho mai visitato questo posto. Allora avanziamo in avanscoperta e andiamo dalla principessa Peach. Diciamo che i giochi di Paper Mario sono stati bellissimi, ma anche quelli di Game Boy Superstar Saga e per il DS, Viaggio certo di Bowser o Fratelli del Tempo sono sempre belli, soprattutto Super Mario Galaxy per Wii. Allora, può avanzare? Oh. Ecco Peach. Oh Mario, sei arrivato. Sei venuto qui al party per vedermi. Sei molto dolce, grazie. Non ho capito questo. Tiring, ok, cosa? Non mi ricordo. Tired, sapevo cosa volevo dire, però non me lo ricordo adesso. Questo neanche tanto. È un giorno bellissimo oggi, sono sicuro. Comfortable. Ah, se oggi è un giorno bellissimo. Volevo uscire. Cioè, se potevo uscire. Se volevo uscire. Se poteva. Se vuoi accompagnarmi, Mario. Ecco cos'è. Un po' un casino perché è in inglese. Non si capisce molto. Oh cacchio. Fantastico.
Bellissimo. L'albero che cade piatto. Il castello di Bowser fa sempre questa scena. Ok, carino. Veramente castello carino. Non scendono. Sono invisibili. No, che bug, mamma mia. Sono invisibili, non ci credo. Non ci credo. Oh, sei pronto, Mario? Se sei invisibile, oh, cacchio. Oh mamma mia, guarda Mario. È già notte. È impossibile. Ci sono le stelle fuori. Ed entra Bowser invisibile. No, fantastica sta scena. Fantastica, mamma mia che bug. Qua. Non è passato molto tempo, principessa Peach. Bowser. Non ho capito. Guarda. Sì. Ero venuto, boh. Ero sotto il tuo castello e adesso è sopra. Siamo sopra il cielo. E sei nel mio castello adesso. Cosa farai adesso? Ah. Questo castello è sotto il mio controllo. E ora devi obbedirmi. Oh mamma mia. È Mario. Che shock. Ah, non è niente. Hai aspettato il tuo turno. Aspetterà il tuo turno. Ora non è troppo. Fortunatamente per te questo non è niente. Buono, ho capito molto. Non hai imparato la lezione, Bowser. Non riuscirà mai a battere Mario. Perché non ti arrendi? Vero, vero. Ho avuto dei problemi con lui in passato, ma adesso è differente. Adesso io vincerò. Ok, ragazzo, incominciamo. Oh, da invisibili sono diventati visibili. Mario. Che mamma mia, porca voglia. Vediamo Bowser. Oh cacchio. Bene, ottimo, veramente. Continuiamo a colpi da formica, che così non riusciamo mai a batterlo. Bravo mio vecchio Mario. Sai ancora combattere. Ma ora è il mio turno. Ma oggi tu sei un piccolo patetico attacco. Mi hai fatto un piccolo patetico attacco. Non puoi batterlo. Guarda questo. Star Road. La bacchetta delle stelle. Questa non l'ho capita. Cazzo, è difficile continuare a tradurre. Mi bisogna di un traduttore. Ah. Ti piacerebbe, Mario? Ti piacerebbe avere questo potere, Mario? Oh cacchio. Saltiamoli sopra per un'ultima volta. Non lo colpiamo. Bene. Adesso ho aspettato sempre questo momento. Ora ti batterò, Mario. Ma questo qui non lo capisco, questo. È tempo di finirla. È tempo di finire questa battaglia.
Addio Mario, buonanotte. Wow, sembra l'onda energetica di Bowser.